Ma che tenessi con malattia grave che non potessi sposare? Tutte queste esigenze di vivere insieme ad una donna non ce l'ho. Questa è la verità. La gente parla. La gente, a me di quello che dice la gente non me ne importa un fico secco, poi dice che non si nervosisce. Tieni, se la gente parla o non parla, a me non mi interessa. Ma siccome sei mio fratello me la fastidio. Va bene, mettiamola così, dai, voglio darti soddisfazione. Mettiamo il caso che io sarò folgorato dall'amore di una donna e bene mi sposerò. Ma se non sarà così, sorella mia, mi dispiace, ma dovrei rassegnarti perché io non mi sposo. Federico, mi conosca il Concettino. Concettino è una bella coglione, è brava, è genuina. Secondo me ti piace, che diciamo conosci. Non lascia sempre di conoscere nessuno, sto buono solo io. Ma tu dici che Concettino è troppo una brava coglione e poi bella sostimata un bello mostro, pare poi tanto una bella presenza. Che ne sta a Bascia Palazzo, che dici? Andiamo, o se la faccio io. Non chiamare Maria. Concentina! Maria! Tu si scegli, no che tu si scegli. O può capire che il matrimonio è una cosa seria, è una cosa che va ponderata bene, altrimenti ti condiziona la vita intera. Sì, hai ragione. Mannaggia la miseria. Figlia della Concentina! Concentina è una brava coglione! E poi ha un frutto che non è ancora stato raccolto. Ma che è una pomarola sta questione? Una preghiera. Ma che buono! Ecco qua! Amoroca! Piacere! Piacere, Concetto! Ma ti spurcato? E vabbè, e pistacchio mi piace, leccate! Ha sempre schifato pistacchio! E volete che lecco io? Signore, lasciate stare, è pulito. Come avete detto che vi chiamate? Io mi chiamo Concetta, però tutti quando mi chiamano Concettina! E chi se fosse una pomarola? Chi sei un graviciore, ma non è pigliata a chi? Signor Federico! Sì.